tornati, perché dobbiamo parlare di sport, lo facciamo con il collega Renato Scanu che adesso salutiamo in diretta. Buongiorno Renato, ben trovato. Buongiorno a te Ugo, buongiorno a tutti i nostri amici radioascoltatori, in diretta come sempre l'appuntamento per lo sport. Insomma Ugo, sono arrivate le novità che tutti aspettavano, tutti i tifosi del Carbonia attendevano. La formazione mineraria così ha cercato di recuperare il terreno perduto in questo avvio di nuova stagione. In 2 giorni ha annunciato il direttore sportivo, che è Andrea Colombino, naturalmente i nostri auguri di buon lavoro, e i biancoblù così al ritorno in Serie D dopo 30 anni di distanza hanno anche il nuovo allenatore. Si tratta di Marco Mariotti. Nell'ultima stagione il mister ha guidato la Torres, portata al 3° posto del girone G al momento dello stop per l'emergenza Covid-19, quando si erano disputate 26 delle 34 giornate di campionato. Il tecnico romano è così alla 3ª esperienza in Sardegna, dopo il triennio alla Nuorese dal 2014 al 2017. Poi aveva guidato anche l'Albalonga e il Monterosi, centrando nel primo caso il 2° posto alle spalle del Rieti e sfiorando i play-off nel secondo, perciò un profondo conoscitore della Serie D e del girone G in particolare. È stato anche vice di Gustinetti la scorsa stagione, vice campione d'Italia Berretti con la Ternana. Insomma, questo è un tecnico, caro Ugo, molto preparato, originario di Treviso, classe 61, ha iniziato il percorso di allenatore nel settore giovanile della Frosinone dal 95 al 2001, poi si è cimentato nel campionato dilettanti guidando Pisoniano e Ferentino tra eccellenza e Serie D. Nel 2007-2008 è diventato il secondo di De Paola sulla panchina dell'Arezzo in Serie C, salvo poi passare come collaboratore di Elio Gustinetti e Maurizio Sarri, addirittura tra l'Ascoli e il Grosseto in Serie B. La carriera di Mariotti è proseguita ancora tra i professionisti come secondo nello Spezia e nel Lecce, sempre con Gustinetti. Nel 2013-14 è vice campione d'Italia con la Ternana dopo aver perso la finale scudetto ai rigori contro il Torino, antipasto della chiamata poi della Nuorese. Mariotti, che ha preso il posto di Andrea Marongio, che naturalmente salutiamo e ringraziamo anche noi della redazione sportiva di Radio Luna, perché ha fatto un ottimo lavoro. Andrea Marongio gli auguriamo davvero di trovare una panchina importante nella prossima stagione. Ricordo appunto il mister Mariotti è giunto in Sardegna in mattinata, ieri ha definito gli ultimi dettagli con il presidente del Carbonia, poi con il DS Colombino procederà alla costruzione della squadra. Il tecnico conosce bene il centrale difensivo Federico Loi, che l'ho avuto appunto, l'ho allenato alla stagione della Nuorese, mentre il neo direttore sportivo, quando era a Latte Dolce, aveva portato a Sassari il centrocampista Nicola Serra e l'esterno Daniele Conto. Insomma, buone prospettive, Ugo, per quanto riguarda il Carbonia Calcio, che adesso dovrà intervenire sul mercato. Benissimo, allora la questione stadio sembra che sia andato. Sì, anche per quanto riguarda lo stadio di Carbonia mi pare si stiano facendo passi in avanti. Ieri c'è stato anche un sopralluogo importante che ha visto appunto dare notizie positive per quanto riguarda lo Zoboli. La prima arriva appunto dallo stadio, una bella ventata di ottimismo dovuto al sopralluogo dettagliato di Carlo Bizzarri, che è l'ispettore della Lega Nazionale Dilettanti. Di strutture in carriera ne avrà visionato davvero migliaia, e le parole che ha espresso al termine della verifica dello Zoboli sono di fatto una promozione. Benché subordinata agli interventi al centro di pesanti polemiche tra comune e club, sfociate alcune settimane fa nelle dimissioni, ora in fase di rientro tra l'altro dei vertici della società del Carbonia Calcio. Il professionista, posto sotto la lente di ingrandimento lo Zoboli, anticipa un responso molto lusinghiero che porrà nero su bianco a breve. Dice: il campo è agibile, la recinzione pure, occorre adeguare la tribuna ospiti e altri piccoli interventi. So che questo stadio ha conosciuto la Serie C e a patto che si realizzano davvero le opere non ci sono ostacoli affinché ospiti la Serie D, per cui buone prospettive anche per quanto riguarda lo stadio del Carbonia Calcio, che nella prossima stagione targata 2020-21 deve ospitare il campionato nazionale dilettanti, un campionato, ricordiamo, molto importante, ricorda un po' la Serie C2 di tanti anni fa. Insomma lo ha un po' sostituita, perché direttamente dalla Serie D
se sei promosso vai a giocare nel campionato di Lega Pro, per cui davvero un campionato importante a livello professionistico. Senti Renato, vorrei solo aggiungere, per quanto riguarda la Serie C2, che noi siamo testimoni perché eravamo già presenti tu con le radiocronache e io da studio per raccontare le partite del Cambogia. Lo ricordiamo a tutti i giovani, i nostri radiocronache. Questo vuol dire che stiamo invecchiando bene, Ugo. Sono tanti anni che facciamo la radio, tu anche prima di me, una quarantina d'anni, io sono una trentina, insomma, passano gli anni ma rimaniamo sempre quei giovinotti, Benissimo, allora questa era una parentesi. Andiamo sul Cagliari, prego. Sì, il Cagliari insomma ha disputato una buona prova ieri allo stadio Franchi di Firenze, tanto rumore per nulla, però Fiorentina e Cagliari non si sono fatti del male. Poche le emozioni, un gol annullato a Simeone, il palo interno di Duncan, due belle parate su Nandez e il rientrante Kouamé. Suona strano dire che la Fiorentina fa un altro piccolo passo in avanti verso la salvezza, ma questo è il dato. La Viola non ripete l'impresa di Parma, si inceppa contro un Cagliari granitico, tosto, capace spesso di ripartire con Nainggolan e Nandez che hanno un qualcosa in più. A Beppe Iachini non basta tutta la rabbia di Franck Ribéry, al quale uno straordinario cranio nega il gol. È un piacere vedere in campo gente come Raja Nainggolan e Franck Ribéry, gente che mette la passione sul rettangolo di gioco al centro di tutto. Insomma, la formazione del Cagliari fa un altro passo in avanti. Per quanto riguarda la Fiorentina, non in grandissima giornata Federico Chiesa, che è un giocatore molto importante, non riesce a incidere, dopo 45 minuti addirittura viene sostituito e nella prossima stagione è probabile che lasci la maglia della Viola. Il Cagliari così raggiunge, dopo il pareggio di ieri al Franchi, la fatidica quota 40, quella indicata dai tecnici come salvezza ufficiale. Ora ha 7 gare la formazione di Walter Zenga per cullare qualche ambizione a partire dalla colonnina di sinistra della classifica. Il minimo, questo è il minimo naturalmente per il presidente Tommaso Giulini, che probabilmente ambiva ad una posizione di Coppa internazionale, però insomma credo che non ci siano grandi possibilità perché questo avvenga nella prossima stagione. Se voi magari possiamo dare un'occhiata anche alle pagelle, insomma Cranio voto 7, Valukiewicz 6, Clavan 6,5, Rico Gianni 6, Nandez 6,5, Rog 6, Birsa 6, Nainggolan 6,5, Mattiello 6,5, Gio Pedro 5,5, Simeone 6,5, Ragazzu e Ionita 6 sono subentrati, mentre Zenga 6,5 affronta l'ennesima emergenza con equilibrio e spirito costruttivo, bravo stratega e bravissimo a gestire le energie in questo momento eccezionale e surreale. Insomma, un altro passo in avanti del Cagliari quando mancano, se non ricordo male per la formazione rossoblù, 7 partite al termine del campionato e saranno 7 partite ancora da battaglia per la formazione isolana che comunque si è espressa molto bene direi in questo campionato di Serie A. Non so se altre domande, Ugo, ci sentiremo certamente nei prossimi giorni per altri aggiornamenti. Per quanto concerne il Carbonia Calcio, naturalmente seguiremo attentamente la campagna di rafforzamento del DS Colombino che si sta muovendo molto bene. Ieri ho avuto un colloquio telefonico proprio con il nuovo DS, ho parlato con lui per circa mezz'ora, insomma mi pare davvero un grande personaggio che serviva al Carbonia Calcio. Certamente sarai analizzato poi in qua in diretta. Sì, ho già parlato, avremo chiaramente la diretta prestissimo nei prossimi giorni per quanto riguarda il mister Colombino e ovviamente anche il mister Mariotti al quale auguriamo naturalmente grandi successi con la società del Carbonia Calcio. Grande lavoro di Renato Scano per collaborazione grandissima per il Carbonia, il suo spazio so che è molto seguito qui sulla radio, ti do appuntamento ai prossimi giorni. Grazie mille, ti ringrazio Renato. Grazie di cuore, la linea che può tornare alla regia.
every poison you can think of. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know, scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. And common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road